Le istituzioni in Sardegna non sono esaltanti. Oltre la metà di quelli che si iscrivono alle scuole superiori non raggiungeranno il diploma, abbandonano prima o vengono bocciati. Tanti di quelli che vengono promossi in quinta sono comunque ragazzi che hanno avuto difficoltà nel percorso degli studi ed escono a volte con una preparazione non adeguata. Le statistiche internazionali ci dicono che la preparazione non è adeguata in alcune competenze di base, la capacità di comprendere un testo scritto, la capacità di leggere e comprendere immediatamente, la capacità di risolvere un problema matematico, logico-matematico, o la capacità proprio di reagire davanti a un problema, lo chiamano la capacità di risolvere problemi. Davanti a queste competenze noi stiamo uscendo davanti a questi problemi stiamo uscendo con un livello non adeguato di competenze. Per questo gli insegnanti sanno che la Regione sta investendo per il tempo prolungato, sta investendo per un orario aggiuntivo affinché queste competenze possano essere recuperate. Insomma, cari ragazzi, il lavoro che avremo e che avrete in futuro sarà il lavoro che tutti assieme saremo capaci di costruire. Affinché saremo più capaci di costruire lavoro, abbiamo bisogno di competenze in più, abbiamo bisogno dell'intelligenza, dell'istruzione, della fantasia, della passione dei giovani. In Sardegna non c'è lavoro perché non ci sono le imprese, e le imprese non nascono da sottoterra come funghi o piovono dall'alto. Le imprese si fanno, e le fanno non gli stranieri che arrivano in una regione, le fanno i cittadini di una regione. E i cittadini di questa regione prima eravamo noi, adesso siete voi. E chi farà le imprese in questa regione dovrete essere voi. E come gli alberi non nascono alti 5 metri ma nascono piccoli e crescono, e bisogna avere fiducia e pazienza sapendo che cresceranno, anche le imprese nascono piccole e bisogna guardare con grande interesse, con grande amore anche la piccola impresa. Cioè, ma non sarò io a cambiare la Sardegna facendo un asilo nido. No, però un asilo nido può diventare un asilo più grande e può diventare un altro asilo ancora, e poi può diventare un'organizzazione di servizi per l'infanzia, può diventare un'impresa. Non sarò io che cambio la Sardegna riciclando un po' di cartone, forse, ma magari poi ne raccolgo tanto, poi magari diventa anche non solo carta riciclata ma diventa carta nuova, poi diventa un imballaggio, poi diventa una cosa che sostituisce cose che oggi compriamo da fuori e che dà lavoro alla gente. Abbiamo bisogno dei giovani che si preparino bene, che si preparino molto bene e che comprendano che il livello di competitività su cui si sta assestando il mondo di oggi è un livello di competitività maggiore rispetto al mondo di 40 anni fa. Oggi è un po' più difficile rispetto a 40 anni fa. E allora bisogna prepararsi di più. E quindi ci aspettiamo e vi suggerisco, vi imploro di prepararvi di più per il bene vostro e per il bene di tutta la collettività della Sardegna e di questo Paese. E poi un altro suggerimento che vi vorrei dare. In Sardegna, come nel Mezzogiorno d'Italia, abbiamo fatto dei grandi passi avanti, certamente comunque nel livello di istruzione, molti, tanti. Però troppo spesso nelle nostre famiglie pensiamo che ci auguriamo per il nostro figlio che è diventato ingegnere un bel posto fisso da qualche parte, o ci auguriamo per il nostro figlio che è diventato biologo un bel posto fisso da qualche parte, e così via. E magari succede che un bravo artigiano che era bravissimo a fare porte, portoncini, finestre, a fare infissi, poi li ha saputi fare magari in ferro, c'ha una bella officina. Appena fa il figlio ingegnere, spera che il figlio si impieghi da qualche parte e chiuda l'officina. Dobbiamo invece sperare che i figli che diventano ingegneri stiano nelle officine, facciano fare un passo avanti a questa piccola impresa artigiana. Cioè, vi sto suggerendo, sto cercando di dirvi, provate a pensare al vostro futuro, fin da oggi che siete ancora ragazzi, ancora alle scuole superiori o al liceo, provate a pensare al vostro futuro lavorativo anche in modo autonomo.
pensando che voi sarete capaci di fare un'impresa, magari un'impresa legata al mondo dello sport, al mondo dello spettacolo, al mondo dell'arte, al mondo della cultura, un'impresa legata a quello che vostro padre sta facendo fino ad oggi. Magari uno c'ha un padre artigiano, dice, inizia a innamorarsi di quel lavoro pensando che con le competenze tecniche maggiori di quelle che il padre ha messo in campo in un primo momento potrà farla crescere, fare un passo successivo. Vi auguro insomma di cuore innanzitutto di avere la costanza per frequentare bene e per terminare bene il vostro corso di studi, per andare avanti, ed è nostra responsabilità fare in modo che l'offerta formativa sia la migliore possibile e che chiunque la voglia perseguire abbia i mezzi finanziari per farlo, che ci siano i posti letto gratuiti all'università, che ci sia il rimborso per gli affitti, che ci siano gli assegni di merito, che ci siano le borse per la ricerca, che ci sia la possibilità anche per un figlio di qualunque famiglia di fare l'Erasmus, di avere rapporti. Questa è la nostra responsabilità. La vostra responsabilità è di utilizzarla bene. E ancora veramente l'augurio è che guardiate con coraggio, con ambizione al vostro futuro, non in difesa, guardate con ambizione, guardate. Non pensiate che sia così difficile o chi riesce a fare qualcosa è stato iper bravo. È bravo quanto voi siete più bravi di lui. Nella intelligenza di ciascuno di voi c'è tutto e di più per tanto, per raggiungere un livello di istruzione adeguato e per fare tanto. E c'è tutto e di più per avere la capacità di svolgere un'impresa, di vivere un'avventura, di perseguire un successo, sapendo che cosa si nasconde dietro la parola successo. La parola successo non significa solamente essere in TV, anzi, successo significa fare onestamente il proprio lavoro, seguire onestamente la propria passione, vivere onestamente e far crescere una famiglia. Questo è il successo vero di tutti i giorni. Un'ultima cosa voglio dire. Una responsabilità della politica è fare giornate come queste e aiutare, orientare la domanda di lavoro e l'incontro tra domanda e offerta. Responsabilità della politica è fare azioni positive, quelle che chiamiamo politiche attive per il lavoro, e fare in modo che ci siano tutti gli strumenti necessari. Ci siano innanzitutto gli uomini capaci le risorse umane, si dice, capaci di farlo questo mestiere, dell'orientamento, dei servizi per il lavoro o per l'impiego. Noi avevamo accumulato un certo ritardo, persino degli aspetti normativi, e poiché non c'era una legge di adeguamento, di recepimento in Sardegna alle normative nazionali, eravamo anche in ritardo sui cosiddetti centri servizi per il lavoro, come li chiamiamo in Sardegna. Tant'è che queste attività fondamentali per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro sono nate quasi come progetti episodici, sperimentali, precari, che hanno bisogno di essere finalmente radicati e valorizzati per quello che sono. So che tanti di voi o alcuni di voi si aspettano una risposta chiara, in questo senso ve la vorrei dare ancora più chiara. I centri servizi per il lavoro sono una parte importantissima del sistema della pubblica amministrazione e non c'è nessun dubbio che verranno sistemati in maniera definitiva come devono essere sistemati nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Così come è chiaro che non solo la legge finanziaria ma il prossimo periodo di programmazione 2007-2013 per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, e cioè il fondo che si occupa dei servizi, delle attività per l'istruzione, per la formazione, per l'orientamento al lavoro, per la conciliazione al lavoro, cerca di fare un passo avanti nella modernità, cerca di fare un passo avanti nei servizi più utili, appunto ancora quelli dell'incontro tra domanda e offerta, certamente quelli della conciliazione, certamente tutte le attività che siano capaci finalmente di valorizzare appieno il lavoro femminile e investimenti poi nella formazione
più adeguata ai tempi che stiamo vivendo, alle necessità e quindi alle richieste del mondo del lavoro. Io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di dire queste due parole e i migliori auguri a ciascuno di voi e tante grazie per quello che fate. Grazie.